Amici del volley, ben ritrovati con il TG della pallavolo veneta. Ci rivedremo a metà luglio con uno speciale sul master finale del campionato provinciale di beach volley di Vicenza, ma questa, la 34esima puntata, è l'ultima, la definiamo così, della stagione 2010-2011. Una grande stagione con zona volley su TVA, TVA Sport, Sky 907, su Telechiara, la 12, la 13, su molti canali, che ha dato visibilità al volley veneto. Come avete visto, grande visibilità ad alcune fra le più importanti società del territorio veneto, ma soprattutto alla pallavolo giovanile. Grazie soprattutto ai comitati provinciali e al comitato regionale del Veneto. Abbiamo ripreso tutte le finali giovanili regionali, alcune provinciali, ma soprattutto le finali nazionali con l'Under 14 maschile a Padova e l'Under 18 femminile a Venezia. Insomma, gli appuntamenti più importanti del Veneto, non dimentichiamo il Memorial Foroni, sono stati presenti qui su Zona Volley. Zona Volley non è stata solo una trasmissione televisiva, c'è stata Zona Volley Radio, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21 alle 22 su Blu Radio Veneto e la domenica le dirette delle Serie A del Veneto. È stata anche sito internet con zonavolley.com, 40.000 accessi ogni mese. Utenti che hanno cercato notizie, hanno voluto consultare fotogallery sul volley veneto. Insomma, Zona Volley è un vero e proprio sistema di comunicazione sul volley regionale del Veneto. Allora abbiamo detto grazie ai comitati regionali e provinciali, grazie alle società, grazie agli sponsor, ai collaboratori che hanno dato la possibilità a tutti noi, a Zona Volley, di raccontarvi la pallavolo del Veneto, e grazie a voi che ci avete seguiti anche quest'anno per il 7° anno con affetto e soprattutto puntuali ogni settimana. Andiamo allora con i titoli. Partiremo dalla festa finale delle premiazioni del Comitato Provinciale di Vicenza, con annessa anche la festa del mini volley iberico, e proseguiremo con i centri estivi della Polisportiva Preganziol, che fra l'altro ha spiccato il salto in Serie B2 femminile, società che rimane molto legata al settore giovanile. Vedremo dei centri estivi davvero particolari. Ci rivedremo ai primi di settembre, perché a Vicenza ci sarà la nazionale femminile, dunque stagione che inizia un po' prima per Zona Volley. Non mi resta che augurarvi una buona estate di beach volley. Appuntamento allora rinnovato a settembre. Arrivederci.